Arriva il sì del Ministero delle Infrastrutture per il futuro aeroporto di Agrigento con un'ulteriore richiesta al libero consorzio. Soddisfatto l'onorevole Calogero Pisano, che ringrazia la Meloni, critiche dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, eccessivi chiarimenti richiesti in questa fase preliminare. In manetta il deputato regionale Giuseppe Castiglione, un sindaco e 2 consiglieri comunali. Nell'operazione denominata Mercurio, fatta dalla DDA di Catania, arrestato in Bulgaria il nipote del boss Badalamenti, Gaspare Ofria. Si prega in tutto il mondo per la guarigione del Santo Padre, una messa a San Giovanni Laterano fatta da Don Baldo Reina, cardinale vicario della diocesi di Roma. Al via la stabilizzazione dei 127 precari dipendenti del comune di Licata, conferenza stampa del sindaco. Si è concluso il convegno sulle malattie rare organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Ulteriore sconfitta dell'Acagas fuori casa Ragusa, il Castrum Favara perde all'ultimo minuto in casa con il Sambiase, panoramica degli avvenimenti sportivi. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi lunedì 24 febbraio. Buone notizie in arrivo per il futuro aeroporto di Agrigento. Il Ministero per le Infrastrutture ha inviato una nota al libero consorzio di Agrigento per ulteriori chiarimenti sul progetto presentato. Soddisfazione dell'onorevole Pisano, che ringrazia l'onorevole Meloni. Per l'Ordine degli Architetti di Agrigento sono eccessivi chiarimenti richiesti in questa fase preliminare. Il nostro servizio. Il MIT, Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, con riferimento allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo aeroporto di Agrigento promosso dal libero consorzio comunale, ha inviato una nota per avere dei chiarimenti sul progetto presentato. Premesso che il Ministero nella sua nota afferma che la documentazione trasmessaci concretizza un significativo passo avanti rispetto a quella precedentemente presentata al fine di un'adeguata valutazione della proposta di realizzazione di un'infrastruttura portuale in provincia di Agrigento, l'area individuata, afferma il MIT, nell'ipotesi progettuale risulterebbe di fatti potenzialmente idonea ad accogliere un nuovo scalo aeroportuale per le sue caratteristiche anemometriche e plano-altimetriche. La decisione di realizzare un nuovo aeroporto richiede approfondite valutazioni di politica trasportistica e sostenibilità economico-finanziaria, inserendosi in un più ampio sistema di aeroporti già operativi. In ragione di ciò, continua il MIT, proprio alla luce del contenuto dello studio di fattibilità presentato dal Consorzio di Agrigento, appare ora necessario, al fine di giungere a un'adeguata valutazione della vostra proposta, di realizzare un nuovo aeroporto nella provincia di Agrigento, che ci forniate alcuni approfondimenti che risultano oggettivamente indispensabili a livello tecnico. In particolare, gli approfondimenti necessari richiesti riguardano i seguenti punti: sui costi di realizzazione. Il costo stimato per la realizzazione del progetto è di 125 milioni di euro. Altro approfondimento riguarda le previsioni di redditività, la sostenibilità dell'investimento, la domanda di traffico, gli impatti sugli altri scali siciliani, la compatibilità con le norme di sicurezza dello spazio aereo, essendo l'area scelta per l'aeroporto in prossimità della zona militare R50, la viabilità di accesso e connessioni con i trasporti pubblici, l'impatto ambientale e i requisiti di sostenibilità. Tra gli approfondimenti necessari, lo studio ambientale dettagliato sugli impatti del progetto e il piano di mitigazione ambientale conforme alle direttive europee. Su tale decisione del MIT interviene con una nota l'onorevole Lillo Pisano, affermando come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concluso l'istruttoria tecnica preliminare, dando il primo via libera al sito individuato per la costruzione dell'aeroporto di Agrigento, chiedendo ai bravi tecnici del libero consorzio approfondimenti utili per l'iter. Oggi è un giorno importante per la nostra provincia, ha affermato il deputato nazionale Pisano, un primo passo concreto verso la realizzazione di un'infrastruttura che cambierà per sempre il futuro di Agrigento e delle nuove generazioni, colmando un vuoto infrastrutturale che ha penalizzato per troppo tempo il nostro territorio.
Orgoglioso di essere l'unico deputato agrigentino a votare sì al decreto legge Sud e essere l'autore dell'articolo 8 bis inserito nel decreto che prevede la realizzazione dell'aeroporto nella nostra provincia. Un ringraziamento speciale, afferma Pisano, va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Governo e alla maggioranza di centrodestra che con il decreto Sud hanno dimostrato attenzione e impegno per lo sviluppo della nostra terra. Adesso, avanti con determinazione, l'aeroporto Valle dei Templi non è più solo un sogno, ma una concreta possibilità per il rilancio della terra. L'aeroporto della Piana di Licata intervengono gli architetti agrigentini, affermando: siamo lieti di apprendere che il Ministero delle Infrastrutture ha curato l'istruttoria dell'aeroporto della Piana di Licata, anche se dopo la prima richiesta di studi integrativi tempestivamente prodotti dal Libero Consorzio di Agrigento, aspettavamo un parere positivo dell'ENAC e dallo stesso Ministero per l'inserimento dello scalo agrigentino nel Piano Nazionale degli Aeroporti e non un'ulteriore richiesta di una montagna di studi specialistici aggiuntivi, a nostro avviso davvero eccessivi per questa fase preliminare finalizzata a inserire l'infrastruttura nella programmazione nazionale. Registriamo un piccolo passo avanti, afferma il Presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendolo, in attesa di quello più importante dell'inserimento dello scalo nel Piano Nazionale Aeroporti che farebbe scattare l'ora X per l'avvio di un cronoprogramma concreto per la realizzazione dello scalo. Mafia e politica, in manette il deputato regionale Giuseppe Castiglione, un sindaco e 2 consiglieri comunali nell'operazione della DDA di Catania denominata Mercurio. Mafia e politica insieme è quanto emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che ha portato questa mattina all'arresto di 19 persone. Tra loro vi sono anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione, capogruppo del Movimento per l'Autonomia ed ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale e i consiglieri comunali Salvatore Fornaro e Matteo Marchese. L'inchiesta Mercurio rappresenta la prosecuzione del procedimento Agorà e, secondo la DDA di Catania, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario sulla base del quale sono stati ricostruiti gli affari criminali della famiglia catanese dei Santa Paola Ercolano, sviluppati attraverso gruppi loro storicamente collegati, quali quello del Castello Ursino e della famiglia di Ramacca. Quest'ultima è egemone nel territorio anche dopo l'arresto avvenuto nel 2022 del suo esponente di vertice Pasquale Oliva. Il quadro indiziario ha anche evidenziato la capacità dei clan di infiltrarsi nelle istituzioni attraverso soggetti politici locali, dei quali hanno sostenuto la candidatura rispettivamente per le tornate elettorali nei comuni di Misterbianco e Ramacca del 2021, dell'Assemblea regionale siciliana del 2022. L'indagine avrebbe individuato e ricostruito l'organigramma del sodalizio mafioso del gruppo del Castello Ursino, con a capo la figura di Ernesto Marletta e quella dell'organizzatore di Rosario Bucolo. Quest'ultimo risulterebbe impegnato attraverso altri affiliati nella gestione di estorsione ai danni di diverse attività commerciali e imprenditoriali del centro città, con richiesta di tangenti o l'imposizione di manodopera, nel trasferimento fraudolento di valori attraverso fittizie intestazioni, strategie adottate dai vertici del gruppo per la creazione, grazie anche a professionisti compiacenti, di attività nel settore delle onoranze funebri, fittiziamente intestate a terzi e funzionali all'interesse dell'associazione, e 2 società sono state sequestrate su disposizione del GIP, la Nicotra Biagio Alessio e le onoranze funebri San Marco. Arrestato in Bulgaria Gaspare Ofria, nipote del boss Gaetano Badalamenti. L'uomo era latitante da 2 anni e deve scontare una condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi. Colleghi di Palermo. I carabinieri e la polizia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Genova in cooperazione con la polizia bulgara, hanno arrestato il latitante Gaspare Ofria, nipote del boss Gaetano Badalamenti. L'uomo era latitante da 2 anni e deve scontare una condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi. L'operazione è mirata alla ricerca e alla cattura di latitanti di elevato spessore, con particolare riguardo a ricercati in cooperazione con le autorità estere, è stata denominata Wanted.
Ofria era stato condannato nel 2003 per diversi reati, tra cui uno per bancarotta fraudolenta in concorso, un'altra per uso illecito di carte di credito in concorso e infine un'ultima per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il ricercato, grazie alle attività di indagine coordinate dalla Procura di Genova e svolte dalla Polizia e dai Carabinieri in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo numerosi mesi di indagine è stato localizzato a Sofia in Bulgaria, dove grazie all'emissione di un mandato di arresto europeo su indicazione degli investigatori è stato individuato e arrestato dalla polizia bulgara. Dopo la convalida dell'arresto, Ofria è stato portato in Italia su un volo aereo. L'onorevole Rosellina Marchetta, deputato segretario dell'AS, con un emendamento allo stralcio in discussione domani all'Assemblea regionale siciliana, ha rilanciato la possibilità di un terzo mandato elettorale per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti. Il nostro servizio. Terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Questa è la richiesta presentata tramite un emendamento allo stralcio sulle norme riguardanti gli enti locali in discussione domani all'Assemblea regionale siciliana da parte dell'onorevole Rosellina Marchetta. Il mio emendamento, continua l'onorevole Marchetta, va a normalizzare una legge che oggi è valida solo per i comuni siciliani con meno di 5.000 abitanti, lasciando fuori da tale norma gli altri comuni che votano con la medesima legge maggioritaria. Le leggi devono poter dare le stesse possibilità a tutti, per cui penso che questa norma vada semplicemente estesa anche a quei comuni che votano con lo stesso sistema elettorale, riportando quindi uniformità di giudizio sul nostro territorio. Inoltre, conclude Marchetta, oggi i comuni soffrono tanto di carenza di personale, c'è tanta instabilità e mai come ora nei comuni è richiesta quantomeno una stabilità politica, almeno quando si è in presenza di bravi amministratori, e certamente un sindaco può essere rieletto solo se dimostra di aver saputo ben amministrare. In tutto il mondo si sta pregando per la salute del Santo Padre. Una messa è stata fatta dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, l'Agrigentino Baldo Reina, con una messa celebrata presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Gli inviti alla preghiera per la salute del Papa arrivano da tutto il mondo, condivisi anche sui social. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, l'Agrigentino Baldo Reina, ha celebrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano una messa per pregare per la salute di Papa Francesco. Vogliamo far giungere al Papa, ha detto Reina, il nostro affetto, ma soprattutto la preghiera. Monsignor Reina ha chiesto che in tutte le chiese di Roma si preghi affinché Papa Francesco possa tornare tra noi e continuare il suo ministero. In questo momento in cui si rincorrono tante notizie, ha detto ancora Baldo Reina, chiediamo al Signore della vita che doni vita e salute al nostro Vescovo. E a proposito delle notizie alle quali ha fatto riferimento il vicario Reina, molte sarebbero delle false notizie, a cominciare dalle dimissioni del Papa. Il pontefice, sulle sue condizioni, hanno precisato i medici, vuole che si dica la verità, e così si sta facendo, ma la verità non è certo quella che circola in Vaticano, con i cosiddetti nemici che sperano nelle dimissioni del Santo Padre. Sicuramente a questi prelati Papa Francesco riserverà un'altra sorpresa, una delle sue, quella di lasciare il Gemelli e tornare presto con forza alla guida della Chiesa. E questo l'augurio e la speranza del mondo intero. Conferenza stampa del sindaco di Licata Balsamo sulla stabilizzazione a 30 ore dei 127 dipendenti comunali precari, il servizio dei colleghi di Licata. Tutti i dipendenti vengono portati a 30 ore, quindi da 18 a 30, da 21 a 30, da 24 a 30. L'obiettivo è quello di dare un orario pieno a tutti i dipendenti e quindi a breve, nel tempo necessario, con le risorse che andremo a individuare, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di completare una dotazione organica a favore dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione, per dare risposte ai cittadini, ha bisogno di
risorse umane e professionalità. Le professionalità che all'interno dell'amministrazione tra i dipendenti esistono e sono tangibili vanno valorizzate, va data la dignità di uno stipendio pieno in modo che ogni dipendente possa a fine mese avere quella retribuzione che gli consente di svolgere un'attività serena e tranquillo e sentirsi partecipe e parte di un progetto più grande che è quello di rivalutare l'intero territorio. Sì, è un giorno veramente importante. E un grazie particolare lo dobbiamo dare al dottore Emile Capilli, che ha lavorato intensamente su questa procedura, dando appunto dignità a tutto il personale che dal 18, 21, 24 ore passa a 30 ore. Ma il mio auspicio è un altro, che il dottore Emile Capilli, con le risorse che si possono avere in futuro, farli tutti il personale, portare tutti a 36 ore come è giusto che sia. Non essendo stato possibile fare il turnover, noi ci siamo trovati oggi ad avere quello spazio economico-finanziario che permette di ricreare una struttura più funzionale, soprattutto nel momento in cui si eleva sia l'impegno orario lavorativo di tutti i precari, sia per l'ottenimento di obiettivi funzionali e fondamentali dell'ente. Dobbiamo dare atto al sindaco, all'amministrazione comunale, in particolare alla segretaria generale, dottoressa Moricca, ha preso degli impegni e devo dire che ora li sta mantenendo, diciamo che poi cura la regia e mette al lavoro, diciamo, tutti i funzionari comunali. Devo dire che su questo punto di vista diamo applauso all'amministrazione comunale. Malattie rare, innovazione nella ricerca, cultura e cura, questo è il tema del convegno che si è svolto presso la Sala Zeus del museo, organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento in prossimità della giornata mondiale che si terrà il prossimo 28 febbraio. Le interviste. Oggi l'Ordine dei Medici degli Odontopediatri ha voluto fare questo incontro sulle malattie rare in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, che per la verità è il 28 febbraio, però per motivi di indisponibilità da parte degli illustri relatori abbiamo dovuto anticipare al 22. Abbiamo voluto dare un taglio particolare, cioè invitando la classe medica per aggiornare la classe medica e farci aggiornare, perché il compito dell'ordine è quello di mettere a disposizione della classe medica tutte le novità, tutti gli stimoli per poter andare avanti e per trattare argomenti così importanti come quello delle malattie rare. Ma abbiamo voluto invitare anche la popolazione per rendere coscienti, per far uscire dalla invisibilità di quei soggetti che soffrono di questa patologia. Ma abbiamo voluto invitare quindi tutte le altre professioni sanitarie, quindi abbiamo presenti i biologi, ma abbiamo voluto invitare anche l'azienda sanitaria, perché per sensibilizzare anche l'azienda, per poter, mi auguro che subito partiremo sicuramente con, tra l'altro, la direzione strategica dell'ASP di Agrigento sempre vicino ai bisogni di salute da parte dei cittadini, e sicuramente partiremo con l'apertura di uno sportello per poi arrivare anche ad altri stadi, diciamo, più avanzati. Quindi la nostra soddisfazione, la nostra felicità oggi è questa, e se poi aggiungiamo che questa manifestazione la faremo alla Sala Zeus del Museo Grifo sotto il telamone, questo sicuramente è la ciliegina sulla torta. Oggi in Sicilia per questo splendido evento in una cornice che definire eccezionale è proprio poco. Stiamo a celebrare la giornata delle malattie rare con il supporto di tutti i professionisti e gli attori in gioco che tutti i giorni sostengono la comunità delle persone con malattia rara. Uniamo, e io che la rappresento, siamo estremamente felici di essere qui in questa occasione, dimostrando alla Sicilia anche una vicinanza nazionale e la possibilità di essere comunque sempre più in rete tutti insieme. Nel mio background e quello che continuo a fare c'è anche l'aspetto di ricerca, perché ovviamente diagnostica e ricerca nell'ambito delle malattie genetiche rare vanno a pari passo, vanno a braccetto, e quindi diciamo tutti i nostri sforzi sono focalizzati a
dare delle risposte ovviamente diagnostiche da una parte, ma possibilmente identificare anche nuovi geni malattie, nuovi meccanismi e contribuire all'arricchimento di quelle conoscenze in questo settore. Le malattie rare, e che tanto rare in realtà non sono, rappresentano un grosso capitolo della medicina che è da affrontare. Sempre di più però si evidenziano non soltanto le situazioni di salute quanto le condizioni di benessere. Si parla di welfare e sanità, ma welfare e sanità vanno di pari passo, non ci può essere più una divisione tra i due ambiti. Ed è questo quello che stiamo cercando di fare anche in Sicilia, cercando di portare avanti un discorso sociosanitario che già con la legge 328 del 2000 è stata, avuto il suo, è andato alla ribalta, ma con le nuove normative viene ulteriormente ridisegnato e ulteriormente rafforzato. Quindi il compito mio come garante sicuramente è la tutela dei diritti delle persone che hanno una condizione di disabilità e fare in modo che le barriere che determinano la disabilità possano realmente essere abbattute. Questa giornata è stata voluta qui ad Agrigento proprio perché non l'abbiamo mai realizzata qui, l'abbiamo sempre realizzata o a Palermo o a Catania. Volevamo sensibilizzare il territorio, speriamo di dare un apporto forte, sensibilizzare il tema delle malattie rare, delle persone con malattie rare, e così qua ci sono a Messina, Palermo, Catania, ci sono anche ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani. L'obiettivo è quello di segnalare tutti quelli che sono i centri di riferimento nella Sicilia e l'obiettivo è anche di far crescere quei centri che ci sono anche in questo territorio. Le malattie rare intanto colpiscono una piccola parte della popolazione generale, però rappresentano una sfida non solo dal punto di vista medico, della ricerca, ma anche collettivo e soprattutto da parte delle istituzioni e delle famiglie dei malati. Le patologie sono varie, possono interessare vari organi. Iniziano molto spesso, essendo appunto su base genetica nell'età infantile, ma alcune possono svilupparsi e manifestarsi anche nell'età adulta, nell'età medio adulta. Altre malattie rare colpiscono proprio l'adulto perché sono su base autoimmune, e quindi possono colpire tutte le età. Oggi parleremo appunto di quelle che sono le sfide nel campo della ricerca e nelle istituzioni, grazie anche all'aiuto non solo dei ricercatori e di medici che interverranno, anche delle associazioni dei malati e delle istituzioni. Oggi qui al Museo Grifo per la Sala Corsi verrà questo simposio, questo convegno sulle malattie rare, un argomento interessantissimo e possiamo prendere spunto sia noi amministratori ma anche come medici di poter creare anche un polo periferico anche qui nell'ospedale di Agrigento, un fondox, un ambulatore, un qualcosa che possa avere un primo approccio affinché poi si possano svolgere le indagini specialmente di genetica medica in laboratori specializzati. Malattie rare. Oggi si parla di malattie rare, innovazione nella ricerca, nella cultura e nella cura. I malati rari sono un paziente ogni 2.000 abitanti, quindi 5 pazienti ogni 10.000 abitanti. Sono circa 800 le malattie rare, ma sono veramente rare? Forse sono rare le persone che se ne occupano, o meglio che se ne occupavano, perché oggi c'è proprio questo convegno vuole dimostrare che la sensibilità della popolazione è cambiata, della dirigenza è cambiata, anche l'ASP di Agrigento si vuole occupare di malattie rare. Questo convegno ce lo dimostra e io dico l'ASP di Agrigento c'è, noi ci siamo, il direttore generale c'è. Oggi partecipiamo a questo importante evento che vede coinvolta sia da parte della cittadinanza, degli utenti e la comunità scientifica e l'ASP, è dedicata all'attenzione che tutti noi dobbiamo avere per le malattie rare geneticamente determinate.
Anche nel nostro mondo dell'odontoiatria, io sono odontoiatra, abbiamo anche noi delle malattie particolarmente importanti che a volte sono di difficile gestione se non vi sono delle competenze che permettano di individuarle fin dal primo manifestarsi. Un esempio è la displasia ectodermica, che è una malattia genetica rara, che coinvolge i bambini determinando loro, a causa di questa malattia, la assenza di numerosi denti, quindi vi è una condizione di difficile difficoltà proprio nella quotidianità, nell'alimentarsi, perché sono edempoli dei bambini edempoli di difficile riabilitazione. E quindi avere la capacità di individuare e avere un programma scientifico a sostegno verso una riabilitazione che significa semplicemente assicurare a tutti e comunque una qualità di vita quotidiana sostenibile. Quindi è una giornata importante che merita attenzione e faccia comprendere anche agli utenti che da parte della comunità scientifica, da parte dei medici, degli odontoiatri e delle ASP vi è grande attenzione anche per questa tipologia di malattia. Perché oggi siamo qua? Siamo qua in occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare per sancire come la persona va presa in carico a tutto tondo e come tutte le competenze scientifiche sono necessarie perché si possa dare una risposta. L'assistenza non può essere scissa dalla ricerca, motore primario di tutta quella che può essere l'innovazione. Ma non ci possiamo scordare il sociale, perché la persona è una e va presa nella sua totalità. Questo è un convegno in cui la pediatria ha notevole parte in causa. Sono convinto che debbano esserci dei temi fondamentali, magari delle parole chiave che caratterizzano questo congresso, e una delle parole chiave è sicuramente sensibilizzazione che non deve essere solo a livello medico, ma soprattutto secondo me deve essere sensibilizzazione dei quadri politici, perché la prima cosa che dovrebbero fare è aumentare i fondi a disposizione della ricerca, che è fondamentale per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie rare. La manifestazione di oggi è molto importante perché coniuga tre aspetti: l'assistenza per i pazienti con malattie rare, la collaborazione con le associazioni di volontariato e la ricerca sulle malattie rare. Ormai è chiaro che per una buona sanità è necessaria la multidisciplinarietà da un lato, la collaborazione con le strutture sanitarie territoriali e anche con i cosiddetti caregiver, cioè i familiari dei pazienti che soffrono di patologie croniche. In modo particolare le associazioni delle famiglie dei pazienti con malattie rare sono molto attive, quindi noi stiamo cercando di fare un progetto che coniuga la ricerca, perché la ricerca nelle malattie rare è essenziale, importante per risolvere alcune patologie, altre non sono addirittura conosciute, e dall'altro lato è importante collaborare con la medicina del territorio, con i centri non della periferia, ma che non sono attualmente collegati direttamente ai centri di ricerca, per migliorare sia la ricerca, ma per migliorare la partecipazione dei pazienti con malattie rare alle ricerche innovative e anche all'assistenza sanitaria. Quindi questo per noi è un momento importante, perché è un momento di collaborazione tra questi tre aspetti: ricerca, assistenza e famiglia. Linea alla regia per la pubblicità. Oggi al Marina Yachting di Palermo il vice ministro Edoardo Rixi ha sottolineato l'importanza di potenziare il sistema dei porti in Italia, ottimo risultato ottenuto dal presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti nel dare un nuovo volto al porto di Palermo, i colleghi di Palermo. Dal Post Monti sarà un'esperienza che andrà in continuità rispetto a un porto che si sta sviluppando in maniera importante, il porto di Palermo, ma non solo il porto di Palermo, tanti investimenti su tutta l'autorità portuale. Credo che ci voglia una persona capace, che conosca il territorio e che possa continuare un lavoro che ha dato ottimi risultati. Noi stiamo portando avanti un progetto di riforma che spero si concretizzerà anche questo nei prossimi mesi, per individuare un soggetto a livello nazionale che possa consentire di presentare a livello mondiale un'offerta
di sistemi di porti italiani, che possa diventare il nostro paese il primo paese per offerta portuale a livello europeo. Oggi, come sapete, il solo porto di Rotterdam ha più capacità di tutte le 16 ADSP italiane messe assieme. E questo perché per anni i nostri porti si sono sviluppati anche andandosi a prendere il traffico reciprocamente. Noi quello che vogliamo invece è indirizzare il nostro sistema verso una competizione mondiale. Crediamo che soprattutto i porti del sud, come anche il porto di Palermo, possano, e si è visto qua quando si è iniziato a toccare alcuni temi che prima non si erano mai toccati, come le crociere o altro, si possano indirizzare verso mercati crescenti che possano contribuire a aumentare il benessere dei nostri territori. Quindi abbiamo bisogno di far questo, abbiamo bisogno anche di creare dei rapporti più solidi con tutto il bacino del Mediterraneo, quindi io giovedì sarò in Tunisia e poi faremo pian piano anche accordi con tutte le nazioni dove è possibile dialogare, anche dei paesi del Nord Africa, perché credo che sia il momento in cui il nostro paese può dire anche qualcosa su una geopolitica mediterranea oggi molto complessa. Passiamo ora a un'ampia cronaca dei servizi sportivi. Vediamo ora l'intervista fatta all'avvocato Giuseppe Arnone, effettuata dal collega Carmelo Lentini, nel corso della conferenza stampa avvenuta per il finanziamento del campo di illuminazione del Seneto. Arnone doveva traghettare la squadra in questo ultimo scorcio di campionato. L'intervista. Da qualche istante è terminata la conferenza stampa di presentazione del progetto inerente all'illuminazione dello stadio Seneto. Abbiamo qua l'avvocato Arnone, ecco, che ha partecipato attivamente a questo incontro con l'istituzione. Ecco, le conseguenze, cosa vede nel futuro l'avvocato Arnone? Allora, la conferenza stampa ha avuto poi come fase successiva un incontro ristretto tra i vertici della società Agragas, al quale ovviamente ho partecipato io con un ruolo che ritengo sia stato efficace, l'onorevole Lillo Pisano e il sindaco Franco Miccichè. Abbiamo avuto in una prima parte della riunione, diciamo, l'elencazione degli enormi problemi che in questo momento affliggono l'Agragas Calcio e rischiano di far divenire la conferenza stampa di oggi sull'impianto di illuminazione l'ennesima storia pirandelliana di Agrigento. Avere un campo con la illuminazione dopo 70 anni e non avere la squadra di calcio è degno di una importante novella pirandelliana. Però ritengo che l'incontro successivo alla conferenza stampa abbia avviato una fase interessante. Ringrazio innanzitutto Peppe Cammarata e Graziano Strano della, diciamo, calorosità, della emotività, dell'impegno a favore dei ragazzi dell'Agragas e delle persone che vivono di calcio ad Agrigento nell'illustrare questi drammatici problemi. E io ho potuto utilizzare la drammaticità che loro con grande passione hanno illustrato all'onorevole Pisano, che io stimo e riconosco essere, anche se appartiene alla parte politica opposta alla mia, il personaggio politico più lucido di cui dispone Agrigento, hanno dato modo innanzitutto all'onorevole Pisano di riprendere le proposte che io ho illustrato e avviare questo percorso anche col sindaco Miccichè. Io ho detto, in risposta a Pisano, che metteva in rilievo la sostanziale indifferenza della imprenditoria agrigentina rispetto al problema Agragas anche in queste ore, che l'imprenditoria agrigentina, quella che conta, quella che ha gli appalti
da decine di milioni di euro dalla mano pubblica, non è una imprenditoria che soffre, diciamo, la depressione economica. E questa imprenditoria è parte prioritaria e principale della classe dirigente di questa città. La classe dirigente non siamo solo i politici, non siamo solo gli avvocati o i professionisti importanti, classe dirigente sono anche gli imprenditori che fatturano con grandi cifre. E questi imprenditori non possono, nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, in questo anno dove abbiamo gli occhi di tutta Italia ma anche del mondo addosso, far fallire l'Agragas Calcio. Ulteriore sconfitta ieri per l'Agragas a Ragusa per 3-0, una panoramica degli altri incontri di calcio delle serie minori fatta dal collega Carmelo Lentini. Ancora un'amara sconfitta per l'Agragas che allo stadio Aldo Campo di Ragusa rimedia un 3-0. Il vantaggio ibleo arriva al 41esimo con Crisci e con questo risultato si va al riposo. Nel secondo 45 l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che realizzano il doppio vantaggio con Ametai al 28esimo. Infine, in pieno recupero, Solmonte sigla il tris. La classifica si fa adesso sempre più critica e domenica prossima arriva allo stadio Esseneto il Città di Acireale che questa domenica ha superato il capolista Siracusa per 2-1. Per quanto concerne le altre gare, brutta sconfitta appunto del Siracusa del Acireale che dimezza così le distanze dalla regina. In poche parole si riapre la lotta per il salto di categoria, mentre per la bassa l'Agragas rimane sempre più isolata in coda dopo la nuova sconfitta patita a Ragusa. Piccolo passo avanti invece per il Licata che guadagna un punticino esterno in quel di Sant'Agata. Adesso la compagine di Pippo Romano si trova a 2 punti dallo stesso Sant'Agata e a 3 dall'Ocri. Battuta d'arresto invece per il Castrome Favara che si arrende tra le mura amiche con il Sambiase. Nei campionati minori in eccellenza l'Athletic Club Palermo si aggiudica lo scontro diretto con il Città di Gelo e porta a 4 i punti di vantaggio in vetta alla classifica. Gelesi in vantaggio con Agudiac, poi la rimonta Rosanero grazie alle reti di Prezzabile, Spinola e Micoli. Buon paro esterno dell'Unitas Sciacca per 1-1 con vantaggio del Castelbuono con la Vardera e gol di Gengo nella ripresa per quanto riguarda la squadra saccense. In promozione girone C vincono entrambe le due battistrada, vale a dire Camara Teggiare rispettivamente con il Riposto per 1-0 e con il Gemini per 2-0. Bella vittoria esterna dal Casteltermini che espugna il campo del Belpasso, mentre l'Aragona ha osservato un turno di sosta. E concludiamo con la prima categoria con una buona notizia. Grazie alle reti di Agnello e Piazza, l'Empedoclina espugna il rettangolo di gioco del Castelbuono per 1-2 e guadagna così 3 punti importanti per la propria classifica. Adesso la salvezza diretta si ritrova a soli 2 punti, preceduta dal Campofranco e dallo Sporting Termini, entrambi a quota 22. Domenica prossima si ritorna a Collura per affrontare il Sant'Anna Enna, diretta rivale per la permanenza in prima categoria. Anche il Castrum Favara perde nonostante l'ottima partita disputata in casa con la Sambiase a tempo già scaduto per 2-1. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Sono stati ancora fatali i minuti di recupero per la Castrum Favara. Anche nell'incontro casalingo di ieri, avversaria di turno la Forte Sambiase, la squadra di mister Pietro Infantino è capitolata al 95esimo, quando anche i minuti di recupero erano praticamente trascorsi. 1-2 il risultato finale che brucia di più in considerazione che i gialloblu avevano disputato una bella partita non abbattendosi dopo lo svantaggio arrivato al 6° minuto con il gol realizzato da Maitini che è stato bravo ad approfittare di una indecisione della difesa favarese. Nelle ultime 5 giornate la Castrum Favara ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte.
Sconfitta immeritata per la squadra di mister Infantino, lo ribadiamo, che aveva sicuramente conquistato sul campo il pareggio, anzi si era resa pericolosa sfiorando più volte il gol del vantaggio. Dopo la rete del momentaneo svantaggio, la reazione della Castrum Favara è stata veemente. Baglione e Palermo prendono in mano le operazioni del gioco e spingono la squadra che in più occasioni si rende pericolosa. Il pareggio arriva in apertura del secondo tempo con un gran tiro dal limite dell'ottimo Baglione, con la sfera che prima colpisce il palo alla destra del portiere Giuliani e poi termina in rete. Il Favara ci crede e continua ad attaccare, rischiando più volte il contropiede dei calabri, ma la gara è aperta a qualsiasi risultato. L'immeritata sconfitta arriva, come dicevamo, al 95esimo. Costanzo approfitta di un cross dalla sinistra in mischia e batte Scuffia. 2 errori, uno all'inizio e uno alla fine, che sono stati fatali per la squadra favarese, che ha disputato però un'ottima prestazione. Ma sentiamo le impressioni in sala stampa. Solo essere rammaricati perché abbiamo fatto uno sforzo notevole contro una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Sapevamo di non poter sbagliare nulla e abbiamo fatto 2 errori all'inizio e uno alla fine, e ci sono costati 3 punti importanti per noi, perché sappiamo, ecco, lo dico ancora e lo sottolineo, il campionato, c'è qualcuno che magari dall'esterno pensa che il campionato sia finito o che siamo addirittura d'arrivo, invece c'è ancora tanto da sudare, ve lo dice uno che questi campionati li conosce. C'è tantissimo da lavorare, però su questo la nostra forza è che questi ragazzi non mollano mai, hanno fatto una grandissima partita. Peccato che siamo passati dal 2-1 in 2 o 3 occasioni, è finita 1-2, questo è il calcio, però dobbiamo sempre pensare che la squadra è viva. Credo che questo deve essere la nostra forza, quella che anche con la terza o la quarta in classifica ce la siamo giocata alla pari, però i 19 punti di differenza sono questi, che ogni occasione che loro creano hanno fatto gol, 2 azioni, 2 gol. Noi abbiamo creato tanto, però credo che dobbiamo ripartire da questo senza essere demoralizzati, dobbiamo essere sereni sapendo che abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra forte. Un bel film con un pessimo finale, e adesso? E adesso niente, martedì riprendiamo, sapevamo anche con il punto in più con le Sambiase c'era sempre da lottare fino all'ultima giornata, ma noi lo sappiamo con tranquillità, sappiamo il nostro percorso e sappiamo che il campionato è ancora vivo, avete visto i risultati, non molla nessuno, c'è da lottare fino alla fine, perché nessuno regala nulla, come è giusto che sia, e noi dobbiamo cercare di fare questi 10-12 punti per salvarci. Nel pre-gara era stato detto più volte che la Sambiase fosse una delle più belle formazioni del campionato. Qui ha giocato bene, però ha trovato un ottimo Favara. Ma sicuramente sì, noi avevamo detto sabato che stimo molto l'allenatore, hanno una squadra importante, hanno fatto dei cambi hanno anche le alternative importanti, e secondo me anche questo ci ha anche penalizzato, però noi andiamo per la nostra strada, non possiamo pensare agli avversari, dobbiamo pensare su noi stessi, come abbiamo fatto sempre, abbiamo lavorato su noi stessi e su questo faremo. Non ci sono, io credo che l'equilibrio e le valutazioni devono essere sempre equilibrate, sempre moderate, essere sempre obiettivi di quello che uno ha visto. Anche perché da qui in avanti ogni punto in più o in meno sarà molto pesante. Sì, sicuramente sì. Questo si sa. Adesso ci sono tutti scontri diretti, le partite diminuiscono e credo che la tensione, l'applicazione deve essere al massimo. È vero che a partire da adesso bisogna cominciare a fare dei conti e cercare di capire che non possiamo perdere più terreno perché gli altri stanno risalendo. Quindi dobbiamo prendere coscienza di quello che abbiamo fatto nell'andata
cercare di fare quello che abbiamo fatto senza quella pressione che avevamo prima. Mi sa che c'è più pressione adesso. Questa sconfitta pesa molto? A me fa male, perché mi dispiace per i ragazzi, perché hanno dato tutto come al solito. Prendere un gol così a tempo scaduto. Soprattutto non ho mai parlato degli arbitri, ogni tanto qualche episodio a favore ci potrebbe essere utile, come senza favoritismi chiaramente, ma ci sono delle situazioni che a volte non riesco a capire il regolamento. Abbiamo incontrato una signora squadra, sapevamo la forza del Favara, squadra organizzatissima, mister Infantino io ritengo uno dei migliori tecnici di questa categoria, oltre che persona per bene. Siamo contenti di aver vinto una gara dove sia loro che noi abbiamo cercato di portare a casa fino alla fine. Siamo stati più bravi noi, più fortunati noi e quindi siamo contenti così. Un percorso che si era prefissato all'inizio, quello della Sambiase, per arrivare fino adesso? Non credo, sarei presuntuoso da dire che ad oggi avremmo avuto questa classifica. Sicuramente abbiamo fatto un grande percorso. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.